Sono tornato da 2 settimane dall'Angola e ci è nato questo desiderio di voler fare qualcosa di bello per aiutare questi bambini. Niente, allora con questi 10 giovani e con tanti volontari ci siamo dati da fare per organizzare questa manifestazione che si terrà questa sera, giovedì, venerdì, sabato e domenica in Prato della Valle, con pesce, ma dove cercheremo di far conoscere soprattutto tutti i nostri progetti, tutte le nostre iniziative, tutto quello che vogliamo fare per creare delle strutture, delle case di accoglienza per questi bambini che sono abbandonati, bambini che sono per la strada, meninos de rua, meninos feticeiros, e vorremmo così dare una mano a questi missionari che tante volte si trovano in difficoltà anche per dar da mangiare. Nella visita che ho fatto nel centro di accoglienza di Banza Congo, io ho chiesto a dei bambini che cosa mangiavano durante il giorno e loro mi dicevano: "No, noi mangiamo riso e fagioli". Beh, ma ieri cosa avete mangiato? Riso e fagioli. Ma oggi riso e fagioli. Ma mangiate sempre riso e fagioli? Ecco, e allora abbiamo detto: ma facciamo qualcosa per aiutare questi bambini. Einstein diceva una cosa molto importante, questo grande scienziato, diceva che non esiste vero progresso nel mondo finché c'è un bambino infelice sulla terra.